Amici di Sardegna 1, bentornati, una nuova puntata di 3x1 che però inizia in modo diverso dal solito, dal modo con cui siete abituati a seguirla, perché ieri è terminata la puntata, mi ricordo che siamo qui a Oristano, è terminata la puntata ed eravamo a casa del signor Adolfo, che abbiamo ancora qua al nostro fianco. Buonasera signor Adolfo. Buonasera, grazie. Allora, siamo di nuovo qua da signor Adolfo perché noi praticamente ieri sera, uscendo da casa del signor Adolfo, finita la puntata, ci siamo accorti di alcune cose particolari che c'erano all'interno della casa che noi non abbiamo colto all'interno della puntata. E allora cosa abbiamo detto al signor Adolfo? Torniamo domani sera per registrare in un'altra, per andare in onda un'altra volta e per far vedere delle cose particolari che ha il signor Adolfo a casa sua, giusto? Certo. Che cosa abbiamo, signor Adolfo? Io direi di partire, guardi, da lì in fondo. Allora, partiamo da qui. Perché noi ci siamo veramente resi conto che qui c'erano delle cose particolari che il signor Adolfo crea con le sue mani. Per cominciare, partiamo da qui. Leggi cosa c'è scritto qui? Non tutti siamo uguali. Fallo vedere, Daniele. Allora, questo è un indovinello. Perché è questo che sta parlando. Ok. L'indovinello cos'è? Non tutti siamo uguali. Sono uguali. Perché ha detto così? Perché ce n'era uno che stava ridendo. Ma perché sei così? Prima di tutto c'ha un braccio solo. Però la cosa da indovinare è la mano. Il braccio è? Il braccio è uno. Il braccio è uno, ma dove? Allora. Sinistro o destro? È il destro. No, quello è il sinistro. Questo è il sinistro, sì. Però la mano? La mano è la destra. Ecco, capite? È per quello che dice non tutti siamo uguali. È vero. Molto bello questo, caro Daniele. Facciamolo vedere anche al nostro Daniele che non l'ha inquadrato bene. Eccolo qua. Questo fatto a mano dal signor Adolfo. Io direi di far vedere anche le launeddas, perché abbiamo le launeddas normali, giusto? Là in fondo, signor Adolfo. Suonare io. Allora, queste sono le launeddas, diciamo così, quelle classiche, le tipiche. Okay. Queste sono le launeddas classiche. E lei non le sa suonare, abbiamo detto, perfetto, non è la sua specialità. Però abbiamo noi una cosa particolare da quest'altra parte. Sì. Poi guarda, anche tutto questo tutto fatto da me. Allora, guarda questo, che cos'è questo? Questo è un viso. Guarda bene. Daniele, tu riesci a inquadrarlo bene, Daniele? Cosa significa? Se tu fai così, cosa significa? È la bocca della verità. La bocca della verità, è vero, la bocca della verità. Quindi dovrei esprimere un desiderio? No, l'ho già espresso io, cioè come si dice? Già espresso. Abbiamo un sacco di cose particolari, tra l'altro. Questo che cosa simboleggia? Ah, e tra l'altro è attaccata proprio qui nel legno. Sì. Ecco, vedi Daniele? E questa invece è fatta con... Allora, questa è una specie di erba che c'è nella spiaggia, la radice proprio. Capito? Invece questo, guarda. Questo invece è un rapace. Somiglia a una foca, vedi? Queste sono tutte robe trovate nella spiaggia. E poi rimodellate, insomma. Sì. Tra l'altro, signor Adolfo, stavamo parlando delle launeddas, venga da questa parte perché stavamo dicendo che lei ha le launeddas, quelle classiche, però il signor Adolfo dovete sapere che ha creato una cosa particolare, ovvero delle launeddas che sono un po' diverse dalle solite, giusto signor Adolfo? Sì, queste sono diverse. Perché sono diverse? Allora, questa prima di tutto che la lancia, diciamo, la launedda non va messa in bocca. Ho fatto questa specie di camera d'aria e suona così. Poi, per suonare questo, è come se stia suonando il piffero. Vedi? Quindi muove le dita, ok? Uguale come se stia suonando il piffero. Ok. Ci faccia vedere un secondo. Così. Allora, a questo punto un appello a Roberto Tangianu, che è il maestro delle launeddas. Roberto, ti invitiamo qui a venire a provare le launeddas di signor Adolfo. Io non so, magari Roberto le conosce già, o è una sua invenzione? No, questa è una mia invenzione. Non essendo un argomento, insomma, di cui io mi intendo, non so se magari ce ne siano altri oppure è una sua, proprio le ha fatte lei, No, le ha create lei. Queste le ho fatte io. Queste no,
Ne ho visto molti di strumenti, di canne e compagnia bella, però così da nessuna parte. L'ho inventato io questo così. Va bene, dovremmo chiedere a Roberto Tangiano però, visto che lui è il vero esperto, insomma, delle launeddas. Se capita, dite di venire qui. Va bene, allora lanciamo l'appello, lo faccia lei. A Roberto Tangiano. Roberto, se ti capita, vieni a trovarmi e ti faccio vedere tutta questa roba che ho creato con le mie mani. Poi, vedi, non è che siano tutte robe... Basta. Insomma, e questo è sempre è sempre uguale, però cambia. Come si chiama? Poi, provi a suonare questa qua così vediamo un attimino cosa cambia con l'altra. Un po' perché non è... Proviamo. Tutti i giorni. Allora, abbiamo lanciato anche l'appello a Roberto Tangiano a venire a trovare il signor Adolfo qui a Oristano. Noi dobbiamo salutare perché la nostra puntata è finita. Un'ultima inquadratura, Daniele, qua da questa parte, perché guardate cosa ha creato il nostro simpaticissimo signor Adolfo, perché veramente ha creato delle cose incredibili, tutte con le sue mani. Insomma, questo ci fa molto piacere e abbiamo voluto dedicare quest'altra puntata appunto alle sue creazioni, perché insomma è giusto che vengano valorizzate. Ecco, questo è quello che abbiamo voluto trasmettere agli amici di Sardegna 1. Dobbiamo salutare, signor Adolfo, io la ringrazio. Arrivederci, tante cose. Grazie. Divertitevi tanto, mi ha fatto molto più piacere. Grazie signor Adolfo, ha fatto piacere anche a noi venire a trovarla. Noi salutiamo, diamo appuntamento agli amici di Sardegna 1 domani sera alle 20:30, sempre qui da Oristano, con un'altra puntata di 3x1. A domani, grazie.